Buonasera e ben ritrovati a Restart edizione numero 6, siamo già alla sesta edizione di questo programma che ha ben superato le 500 puntate e apriamo questa edizione 2019-2020 con una formula diversa. Avremo ogni settimana il mercoledì sera sul canale 90 alle 21:30 due ospiti, un quarto d'ora circa, un poco meno a testa, per parlare di argomenti di attualità ma non solo, e partiamo con questa prima puntata con la politica. È con noi l'onorevole Alberto Pagani del Partito Democratico, ma non parleremo solo di politica, onorevole, no? D'accordo. Perché siamo in una nuova fase adesso politica, un nuovo cambiamento, ci sono scissioni in corso? Ma è una fase di cambiamento importante, ma non stravolgente all'interno di quello che prevede la Costituzione della Repubblica Italiana. Forse se eravamo abituati diversamente da questa nuova Repubblica, no? Quella è stata considerata seconda/terza Repubblica, invece siamo tornati un po' alla prima. Diciamo, in realtà la Costituzione è sempre quella, la prima, la seconda, la terza è una dicitura giornalistica che avete valutato voi giornalisti di utilizzare per mostrare, segnare un cambiamento, ma in realtà la Costituzione uscita dopo la Seconda Guerra Mondiale, dall'Assemblea Costituente nel 1948, prevede che l'Italia sia una repubblica parlamentare, cioè che i cittadini italiani votano alle elezioni politiche eleggendo il Parlamento e che il Parlamento deve trovare una maggioranza al suo interno che dia la fiducia ad un governo, per cui nel pieno rispetto di quello che prevede la Costituzione, da più di 70 anni i governi hanno la fiducia del Parlamento. I cittadini italiani non hanno mai eletto il Presidente del Consiglio. Si dialoga con il Movimento 5 Stelle adesso? Io dialogavo anche prima, dialogo con tutti perché non vedo perché non si debba dialogare con qualcuno. Si può governare. Gli unici con cui faccio fatica, qualcuno con cui faccio fatica a governare è del partito della Mussolini, però anche con qualche parlamentare di Fratelli d'Italia dialogo e mi confronto in modo positivo. Anche con la Lega, quindi, sì. Assolutamente, sì. Sono persone come gli altri. Perché non dobbiamo dialogare? Il Parlamento, lo dice la parola, si parla nel Parlamento. Renzi cosa fa? Questo lo devi chiedere a Renzi. Lo chiamo Renzi? Non lo so. Non ha ricevuto qualche telefonata da Renzi? Stai con me? Non penso neanche che gli sia mai venuto idea di chiamare. Beh, però il parlamentare magari non sono nell'elenco di quelli che... E qualcuno che nell'elenco ha detto vieni con noi, no? Non lo so. No, nessuno si è avvicinato, vieni con noi, facciamo il PDR. No. Come si chiamerà questo partito? Qualcuno diceva qualche anno fa la balena bianca? Non ne ho la più pallida idea. Mi auguro che non nasca mai un altro partito. Io penso che dalla storia si dovrebbe imparare qualche cosa, quella più remota e quella più recente. Noi abbiamo subito recentemente una scissione, è nato un partito che ha avuto scarsa fortuna a nostra sinistra perché all'interno del PD non c'è stata la capacità di comporre le divergenze. Renzi è stato fra i più critici di questa scelta, anch'io come Renzi sono stato critico e diciamo la storia non ha dato ragione a chi ha, almeno dal punto di vista del consenso elettorale, a chi ha fatto la scelta di uscire dal PD per fare un altro partito. E in passato tutte le volte che la sinistra si è divisa non ci ha guadagnato ma ci ha rimesso. Io credo che si dovrebbe guardare indietro per decidere che cosa si fa guardando avanti. È più facile che rientri Bersani nel Partito Democratico che Renzi se ne vada? Non lo so. Un'ultima cosa politica, poi parliamo di questo libro che è appena uscito da pochissimo. Onorevole, io sono venuto una volta sola per lavoro, fra l'altro ho seguito con interesse Romano Prodi alla festa dell'Unità Nazionale di Ravenna, è andata molto bene. Benissimo, sì. C'è una nuova stagione per le feste dell'Unità. Non so tutte, quello di Ravenna sì, perché è andata meglio addirittura dell'anno prima da quello che ho letto. Sì, come partecipazione, come incassi più o meno siamo lì, come partecipazione forse c'è stato, diciamo, se l'offerta libera, l'ingresso è un termometro che misura le persone, perché non abbiamo conta persone, è andata persino meglio dell'anno scorso e questo dovrebbe come fare... Come incasso globale invece in linea? No, più o meno come l'anno scorso.
Questo dovrebbe far riflettere su una cosa che noi ravennati sosteniamo, che come il meeting di Rimini si fa a Rimini perché è al mare, perché in agosto è stabilizzato lì, porta fortuna agli organizzatori, forse diciamo non c'è due senza tre, si dice. Sì. Se il PD valutasse l'ipotesi di rendere stabile Ravenna come città nella quale fare la festa nazionale, ci si potrebbe organizzare per renderla sempre più attraente, più robusta e più... Con varie variazioni in corso d'anno fra ospiti e dibattiti. Però l'onorevole Pagani, che io invito sempre molto volentieri perché è una persona pacata, tranquilla e sa il valore della politica come passione e come servizio al popolo, alla cittadinanza, è anche un ottimo scrittore di un settore abbastanza delicato e particolare. È uscito da pochissimo il manuale di intelligence e servizi segreti. Fa parte dei servizi segreti, onorevole? No, assolutamente. Perché questo non è il primo. Sì, mi occupo della materia. Questo è proprio un manuale che a livello accademico, che viene studiato all'università, giusto? Sì, è adottato, è appena uscito, quindi non l'hanno studiato per il momento ancora studenti universitari o di corsi specialistici. Però è stato adottato per il prossimo anno, è adottato in alcuni. Io sono stato colpito dal sottotitolo Antologia per principianti, quindi posso leggerlo anch'io, può leggerlo anche un comune cittadino. Assolutamente sì, l'ho copiato il sottotitolo, è una citazione. Da chi? Da Francesco Cossiga, che scrisse e che era un appassionato, conoscitore dei sistemi di intelligence dell'epoca, e che scrisse un piccolo libricino, molto più piccolo rispetto a quello, che si chiama Abecedario, che voleva essere appunto un'introduzione per i non addetti ai lavori ad alcuni elementi base di formazione che tutti i cittadini possono conoscere con facilità. Non è un mondo così criptico e così difficile da comprendere, e soprattutto chi fa politica dovrebbe conoscere. Invece? Non tutti lo sanno. Invece no. Ma c'è qualche segreto qui dentro? No, non si può scrivere nulla. Però Pagani conosce i segreti dell'intelligenza italiana. Questo non è un'altra domanda. Questa domanda la salviamo, in realtà la sentiranno a casa. No, la può leggere chiunque. Sì, non ci sono ovviamente non ci sono informazioni classificate perché è vietato dalla legge e perché non ne dispongo. Ma invece volevo capire, l'intelligence e i servizi segreti italiani, questa domanda qui l'ho fatta anche nell'uscita dell'altro volume, hanno dei meriti o dobbiamo solo pensare a come si chiama l'MI5 inglese dove c'è 007 sì. O la CIA, MI5 e 6 a seconda del servizio interno o esterno, la CIA americana o altre agenzie. Le principali sono comunque raccontate anche con aneddoti anche libro. Qui dentro? Sì, c'è un capitolo specifico. È un libro costruito per capitoli autonomi, quindi ogni capitolo è come un piccolo libricino che affronta un tema. E uno di questi temi sono le principali agenzie di intelligence del mondo, fra le quali ho inserito anche quella italiana perché siamo italiani. Quindi. E sono preparati o no? Questa è la domanda, i nostri italiani? Sì. Io ho un'ottima opinione malgrado la storia, che non ha facilitato la cultura dell'intelligence in Italia, i servizi italiani dispongono per fortuna di operatori seri e preparati. Cosa possiamo dire che c'è in questo libro e che non andiamo incontro ai segreti militari? Cioè, non so, quanti agenti dei servizi segreti ci sono in Italia, si può dire? Sì, qualche migliaio non c'è scritto nel libro però. Che sono dislocati nelle forze dell'ordine, immagino, e non solo. No, allora, il reclutamento in Italia è tradizionalmente diverso da come lo è in altri paesi. Nei paesi anglosassoni il reclutamento del sistema di intelligence avviene non esclusivamente o quasi esclusivamente dalle forze armate o forze di sicurezza come nella storia italiana, ma è molto più aperto al mondo delle professioni, delle competenze specifiche, soprattutto dell'università. Storicamente, ad esempio in Gran Bretagna, le grandi università, Cambridge, Oxford, erano le scuole del sistema di intelligence, anche perché erano la scuola dell'alta società, per cui era. Dove si studia in Italia? Si studia, allora, il mondo dell'intelligence non ha bisogno di specialisti di intelligence, ha bisogno di specialisti.
Oggi ancora, anche per ragioni di costo della formazione, prevalentemente il reclutamento avviene nelle forze armate e nelle forze dell'ordine. Tuttavia ci sono competenze specialistiche che non sono presenti, ad esempio può servire una figura di un esperto di antropologia culturale, piuttosto di un esperto di una lingua rara, di un dialetto che si parla solamente in una zona dell'Afghanistan. E a quel punto bisogna trovarlo dov'è l'esperto, se non c'è nelle forze armate e nelle forze dell'ordine. Il reclutamento è aperto, tanto è vero che nel sito del DIS, cioè del Dipartimento di Informazione per la Sicurezza, che è una pagina nel sito della Presidenza del Consiglio, c'è la possibilità di mandare le autocandidature e il proprio curriculum, per cui è veramente questo non lo sapevo, aperta. Domani tutti facciamo domande. Ma già adesso ci sono veramente moltissime domande, poi naturalmente non tutte corrispondono ai requisiti, vengono prese in esame, non a tutte le domande corrisponde un colloquio, perché si cercano figure specifiche. Ad esempio in questo periodo naturalmente la necessità di implementare il settore della cyber security, cioè della sicurezza nel cyberspazio, richiede competenze specifiche di questo campo, quindi un giovane hacker può anche non essere un ingegnere informatico, può essere anche il giovane smanettone, però che ha altissime capacità e che può essere reclutato. Io vorrei chiudere, potremmo parlare ore perché è un volume abbastanza corposo, però sfogliandolo nei titoli e sottotitoli, nei vari capitoli, leggo questo slogan che mi ha colpito, no? La teoria della razionalità limitata, ovvero perché i dilettanti hanno costruito l'arca e i professionisti il Titanic. Cosa vuol dire? Salti subito alle conclusioni. Lo so che è nella parte finale, diciamo due frasi. L'ultimo capitolo, che è forse quello un po' più complesso, che affronta il problema metodologico della ricerca di intelligence, che però vale per qualsiasi ricerca scientifica, no? La ricerca in campo sanitario, ad esempio, o in campo scientifico in generale, o la ricerca sociologica. Io in formazione sono sociologo, ho studiato sociologia, se non è che uno che ha studiato filosofia è automaticamente un filosofo, e quindi conosco le tecniche della ricerca sociale abbastanza bene, credo, e il metodo più o meno è lo stesso, è il metodo scientifico. In questo capitolo è affrontato il problema del metodo, della ricerca di intelligence, e al tempo stesso è problematizzato il fatto che gli eccessivi specialismi portano a conoscenze che non comunicano e che a volte la conoscenza che serve per interpretare un fatto è di confine fra competenze specifiche, un po' come l'ottorino laringoiatra che tende a dirti che hai malapiede perché deriva dalla gola. Se sei uno specialista di una materia ma non conosci nulla di tutte le altre materie, puoi non riuscire a dare un contributo utile ad interpretare un fatto se non attraverso il dialogo, il confronto con conoscitori di altre materie. Questo è uno dei problemi più complicati dell'intelligence, proprio perché bisogna unire i puntini. L'intelligence non fa polizia giudiziaria, cioè non fa indagini per scoprire chi è il colpevole da condannare, ricerca informazioni. E noi abbiamo un'idea un po', derivata dai film, naturalmente, dell'intelligence, per cui pensiamo a 007. La penna che spara, l'accendino che esplode, l'orologio che ha il raggio laser, l'arma, che principale dell'operatore di intelligence è il suo cervello. E la funzione principale è interpretare dei frammenti di informazioni, metterli insieme e ricostruire un quadro che permette al suo datore di lavoro, che è la politica, cioè il governo, di avere le informazioni necessarie per prendere le decisioni giuste. Naturalmente alcune di queste informazioni sono informazioni che si raccolgono da fonti aperte, cioè dai giornali, dalla rete, altre sono informazioni classificate, cioè informazioni coperte da segreto. Grazie ad Alberto Pagani, presentazione di Mario Caligiuri, prefazione di Andrea Manciulli e Marco Minniti, il manuale di intelligence e servizi segreti, ed è fruibile a tutti, lo leggerò volentieri. L'intenzione è quella. Buona serata, non andate via perché adesso salutiamo Pagani ma c'è un altro ospite.
E in questa prima puntata politica di Restart, prima abbiamo parlato col Partito Democratico, adesso ci ha raggiunto, potrei anche dire direttamente da Pontida, che c'è stato nel fine settimana, anche se noi andiamo in onda di mercoledì, l'onorevole Jacopo Morrone della Lega, fino a qualche giorno fa sottosegretario della Giustizia. Esatto. Ha salutato tutti a Roma, sì. Sì, abbiamo salutato tutti. Che è vero che piangono tutti. Arrivederci. Al Ministero di... Molto presto. Salvini ha detto che piangevano quando li ha salutati al Ministero. Comunque abbiamo lasciato un buon ricordo, un bellissimo ricordo, anche perché sono stati 14 mesi intensi, di un'esperienza bellissima, e devo dire la verità, se mi guardo indietro e vedo i provvedimenti che in 14 mesi siano riusciti a vedere la luce, legittima difesa, la difesa delle donne con il codice rosso insieme a Giulia Bongiorno, insieme a Matteo Salvini, la riforma del rito abbreviato, le assunzioni della pubblica amministrazione, in particolare delle forze dell'ordine, poi l'attenzione che abbiamo dato a tanti piccoli comuni, piccole realtà dove bussavano alla porta anche per piccole istanze che possono sembrare banali, ma che per un piccolo comune, per i sindaci, soprattutto per i piccoli sindaci, sono fondamentali. Ecco, l'ascolto delle persone, l'ascolto di chi fa politica. Benissimo i grandi provvedimenti, ma c'è un sottobosco di persone che si dedicano alla politica, lo fanno per passione e che hanno bisogno di sentire un ministero. Ecco, io l'unica cosa che avevo chiesto al mio ministero è: date delle risposte a tutti, che siano positive, che siano negative, perché mi accorgevo che mi ricordo che quando ero segretario provinciale, comunque vivevo la politica, diciamo, in un ambito un pochino più provinciale, la cosa che non si poteva accettare era quella di fare una richiesta, un'istanza, una domanda a un ministero e questo non rispondesse neanche. Ecco, io penso che il governo Lega ha dato delle risposte e ha chiarito tanti dubbi a prescindere dal colore politico. Vogliono disfare tutto a partire dai porti aperti, ce la faranno? Ma mi auguro di no, assolutamente, anche perché... Disfare, cambiare, se sentiamo uno di loro, naturalmente. Ma io con una battuta ho detto che tanto le cose più importanti, più di impatto sicuramente sono quelle del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia e dell'Economia. Ministero dell'Interno perché i decreti sicurezza 1 e i decreti sicurezza 2 sono quelli che hanno creato ordine e giustizia all'interno dei piccoli comuni, quindi andiamo alle piccole realtà, quelle che vivono la problematica giorno per giorno, il sindaco che deve rispondere alla signora Maria che ha il problema del vicino di casa che fa rumore. Ecco, i decreti sicurezza hanno creato ordine, soprattutto in un tema delicato come l'immigrazione. Noi in 14 mesi abbiamo fermato l'immigrazione clandestina, abbiamo chiuso i porti. Io sono convinto che abbiamo chiuso le porte alla mafia, a chi lucrava sui migranti, abbiamo creato, come dire, un po' di legalità in questo paese, a dispetto di tutti quanti, perché l'Europa credeva che le nostre misure non fossero quelle opportune, invece si sono dimostrate quelle efficienti. In tema economico, la flat tax per le partite IVA sotto i 65.000 euro ha permesso di salvare 107.000 imprese, una flat tax che deve vedere la luce, ma io mi auguro che a prescindere da questo nuovo governo si porti avanti, perché è un qualcosa che va in beneficio alle partite IVA, ma soprattutto alle persone fisiche, quindi alle famiglie, ai singoli cittadini, ai single. Quindi io mi auguro che questo percorso vada avanti e mi auguro che si vada in Europa a testa alta, battendo i pugni sul tavolo e cercando di portare a casa quei provvedimenti che non sono per me, non sono per la Lega, ma sono per i cittadini, per gli italiani. La regia ci ha fatto vedere una foto poco fa di Pontida, non so se è la stessa che ha fatto proprio l'onorevole Morrone. Io ero un po' più di là, esatto. Un fiume di gente, però i titoli dei giornali, oltre al fiume di gente che è inevitabile dirlo, mai vista così Pontida, ha detto qualcuno, qualcuno ha titolato anche il popolo della Lega ha perdonato Salvini. C'era da perdonare Salvini? No, Salvini è il nostro segretario e penso sia il politico e l'uomo più lungimirante in questo momento in tutto l'arco politico, ma non nazionale, penso a livello europeo, e non è per tessere lodi a quello che è Matteo Salvini, ma io ho condiviso la sua scelta, che abbiamo spiegato, e pertanto io penso che la marea di gente che c'era a Pontida dimostra che hanno compreso. Effettivamente lì per lì in tanti mi sono venuti a sbattere la mano sulla schiena dicendo: cavoli, stavate lavorando così bene, perché avete staccato la spina? Ecco, noi non abbiamo staccato la spina, noi semplicemente dalle elezioni europee ad oggi non riusciamo più a portare avanti quei provvedimenti che erano gli impegni politici che 14 mesi fa avevamo preso con i cittadini. Quindi noi abbiamo fatto sì il contratto di governo col 5 Stelle, ma noi abbiamo fatto un patto, abbiamo preso un impegno con i cittadini, rispettare, portare avanti ciò a cui ci siamo impegnati, quindi per noi quello è sacrosanto. Quindi se noi rispettiamo
rispettiamo quegli impegni che abbiamo con i cittadini, noi svolgiamo bene il nostro lavoro, quindi a prescindere da tutti quelli che possono essere i patti, gli accordi politici, quindi dal momento che ci hanno bloccato la TAV, ci hanno bloccato la riforma fiscale, è andata bene, alla fine ha votato il PD con voi. Sì, esatto, quando c'hai un partner di governo non è che puoi pensare che su determinate importanti infrastrutture, perché la TAV è una, ma ci sono centinaia di infrastrutture da sbloccare nel nostro territorio, anche emiliano-romagnolo, le infrastrutture non possono bloccarsi e purtroppo il Movimento 5 Stelle si è trovato incastrato fra un comitato e l'altro e ha dovuto bloccare determinati investimenti. Dal nostro punto di vista vengono prima importanti gli investimenti del territorio, il lavoro, l'economia, che determinati argomenti che riguardano magari piccoli comitati che sono da prendere in considerazione, sono da ascoltare, ma va sempre fatta una valutazione quando uno fa politica costi-benefici, quindi capire effettivamente dove arriva l'investimento e cosa porta sul territorio. Quanto durano secondo voi 5 Stelle e PD insieme? Perché c'è già chi dice 3 anni almeno. Ma sicuro più di 3 anni non durano perché finisce la legislatura, quindi... Però l'obiettivo di qualcuno è arrivare a questi 3 anni per far sgonfiare il potere mediatico che ha Salvini e la Lega. Ma io non penso si possa sgonfiare, anzi si mediatico cresce, elettorale più che mediatico, no? Sì, sia chiaro, io non ho mai visto governare a dispetto di quello che sono i cittadini, nel senso che loro hanno avere una maggioranza parlamentare, perché se ricordiamo le scorse elezioni i numeri permettono al Movimento 5 Stelle e al Partito Democratico di poter fare un governo parlamentare, non un governo del popolo. E i governi che funzionano sono quelli del popolo, quelli che ascoltano le persone, quelli che hanno il gradimento delle piazze, dei mercati, ma non dei mercati finanziari europei che ci interessano relativamente, ma dei mercati di Faenza, di Forlì, di Rimini, di Brisighella, di Ravenna. Quando hai il benestare di quel mercato, di quelle persone, della signora Maria che abita nel piccolo comune, nella frazione, allora ti permette di governare con serenità. Governare a dispetto delle persone possono farcela, si sono rinchiusi già. Per quando hanno fatto il governo all'interno del palazzo hanno addirittura chiuso i palazzi di Montecitorio, chiuse le porte in Montecitorio. Benissimo, non penso siano in grado di farlo a lungo, però effettivamente fino a 3 anni tecnicamente possono riuscirci. Poi dopo devono cambiare mestiere, anche perché è logico e tutti si sono accorti che lo hanno fatto semplicemente per mantenere quella che è una poltrona, perché semplicemente per tante persone che fanno politica, sia nel Movimento 5 Stelle che nel PD, la politica è un mestiere. Invece la politica è passione, la politica è cuore, la politica è ideali, questa è la politica dal nostro punto di vista della Lega. Volevo dedicare 4 minuti di trasmissione anche alle elezioni regionali. Avete ribadito, anche se qualcuno ogni tanto storpia ancora fra i giornalisti il cognome, che Lucia Borgonzoni è la candidata della Lega per l'Emilia Romagna. Poi all'improvviso sabato Bignami, onorevole di rispetto, che da Forza Italia è passato a Fratelli d'Italia, ha avuto un'investitura ufficiale anche lui. Beh, Bignami è un amico, un collega, è persona stimatissima a Bologna e nel territorio. Credo che invece con Lucia si possa veramente costruire un progetto per vincere. Io fra l'altro vedo Bonaccini, il Partito Democratico, impaurito. Non abbiamo ad oggi una data delle possibili elezioni, che potrebbero essere il 24 novembre, come metà gennaio, come addirittura i primi di febbraio. Cioè vedo da parte del Partito Democratico una volontà di cercare di trovare un accordo col Movimento 5 Stelle o con qualsiasi altra persona per fare una cozzaglia di idee, di programmi, cercare di battere quello che è un popolo. Ecco, il popolo non si batte facendo una cozzaglia. Io penso che a prescindere adesso quello che sarà delineare, io penso che Lucia sia il candidato donna migliore che questa terra possa esprimere. Lucia è una donna di esperienza, ha fatto anche lei, la mia collega, come sottosegretaria ai beni culturali, è stata consigliere comunale a Bologna, quindi conosce bene i problemi delle città, delle frazioni, delle periferie, quindi penso si possa esprimere e possa veramente dare un cambiamento, una svolta. Ecco, io penso che arrivati a questo punto cambiare sia naturale, cambiare sia un qualcosa, un passaggio, anche per far sì che si possa dare un'alternanza a quella che è un governo da sempre della sinistra della nostra regione, non però perché le cose vadano male. Onorevole, i numeri contano, cioè se il 5 Stelle appoggia il PD o arriva sgretolato a queste elezioni regionali e Bignami per assurdo fa una sua lista, vince il primo qui, non si va al ballottaggio in Emilia Romagna, quindi il PD Bonaccini ha la strada spianata. Sì, però io penso ci sia da parte di tutta la coalizione alternativa alla sinistra la volontà di trovare un candidato
la volontà di allearsi, di coalizzarsi per battere quello che è il sistema di governo attuale, che è un sistema politico di potere. Ma l'ho fatto un passo indietro sulla Borgonzoni per Bignami o un terzo incomodo? Ma con Bignami c'è un ottimo rapporto, andremo sicuramente a prendere un caffè, però è ovvio che i numeri contano e quando un movimento come la Lega, che è al 38-37% nei consensi popolari, indica quello che è un candidato, poi ogni candidato può avere i suoi pregi e i suoi difetti, penso sia da tenere in considerazione e penso sia intelligenza anche da parte di tutte quante le altre forze politiche o civiche. Attenzione, perché ci stanno contattando tantissime forze civiche in antitesi al Partito Democratico e ci sarà un elettorato del Movimento 5 Stelle che anche solo perché hanno fatto un'alleanza a livello nazionale non sosterrà più il Movimento 5 Stelle a livello regionale. A maggior ragione se dovessero fare un accordo, perché sarebbe il secondo accordo in giro di un mese per salvare delle poltrone. Attenzione che i cittadini quelle poltrone non incidono, seguono l'orgoglio, seguono quello che è un programma, seguono quello che è un ideale, quindi il voto sta cambiando in maniera rapida, quindi io penso ci sia un gran timore da parte del Movimento 5 Stelle, del PD, di perdere la Regione Emilia-Romagna, perché è concreto, i dati, i numeri e quello che è l'entusiasmo lo si vede alla festa unità di Ravenna, dove ci sono poche centinaia di persone a vedere Zingaretti, lo si vede con Matteo Salvini a Forlì. Le persone che sono andate alla festa, ma guardi, hanno messo dei cartelli forse per fare più numero o qualche bandiera, ma sono escamotage che si usavano. Non conta persone, ma erano di più rispetto all'anno scorso, così ci ha detto. Sono escamotage che si potevano utilizzare un pochino di tempo fa, ma la gente non si inganna, la gente è abbastanza astuta su questo, quindi va bene, abbiamo visto i cartelli, ma 200 persone che hanno i cartelli non sono 400 persone, sono 200 persone con un cartello, quindi vedo un Partito Democratico in grande difficoltà. Ma lo dimostrano anche le uscite di stesso Bonaccini, di Bersani, che cerca di fare un richiamo ai 5 Stelle per non far vincere quella che è un'alternativa, che chissà cosa fa. È un'alternativa che sta governando a Piacenza, che sta governando a Ferrara, che governa a Forlì e che governa in tanti piccoli comuni e che giovano anche di un ottimo gradimento. Quindi faremo sicuramente. Dico un'ultima battuta, Morrone, una battuta domanda: qual è oggi la linea che terrà per i prossimi mesi, se un po' lo sapete come parlamentari, Matteo Salvini, ed è possibile che la linea sia quella di stare ancora di più in mezzo alla gente e avere il consenso popolare, portare, perché poi ci sono anche le elezioni amministrative a prescindere dalla regione, penso al mio comune, Faenza si vota nel 2020, l'obiettivo può essere proprio di ripartire dai singoli comuni come avete fatto quest'anno con Ferrara, Forlì, Piacenza? Sì, io penso che la politica cresca dai comuni, dai quartieri, cresca proprio in mezzo alla gente, quindi Matteo Salvini ci ha insegnato questo, ci ha insegnato a fare politica in mezzo alla gente, quindi col banchetto, con la festa. Io fine settimana avrò sicuramente 2 feste, quella di Galeata, quella di Rimini, poi ne vorrò fare una a Faenza, perché Faenza andrà al voto il prossimo anno e io ricordo la bellissima esperienza della vittoria elettorale nel comune di Forlì, vorrei ripeterla a Faenza e ci metterò tutto per farlo, e quindi sarà il nostro impegno di militanti sostenitori. La politica si fa in mezzo alla gente, la politica non si fa nei palazzi. Io naturalmente sono parlamentare adesso di opposizione, ho fatto anche il sottosegretario alla giustizia per 14 mesi, bellissima esperienza, ma appena potevo tornavo nel mio territorio, nelle mie sezioni, nei miei quartieri, dove c'è anche un rapporto personale diretto con le persone che vivono la realtà e che sono capaci di dirti qual è la strada giusta per evitare che uno la perda. Purtroppo tanti politici, magari innamorandosi di Roma, e mi viene riferimento al Movimento 5 Stelle, dove purtroppo in tanti hanno preso casa e residenza a Roma, sbagliando, perché la residenza va mantenuta sempre nel comune di origine, poi ci si sposta per quanto è possibile, per quanto gli impegni istituzionali richiedono, ma bisogna ricordarsi sempre da dove si viene. Io quindi parto sempre dal mio quartiere, dalla frazione di Carpinello, che è vicino a Forlì, dove ci sono le persone che mi hanno visto crescere e sanno dirmi come sta andando il governo, consigli, critiche, perché è bellissimo avere le critiche, perché ti permette di correggere anche quella che è la tua linea. Grazie all'onorevole Jacopo Morrone per essere stato con noi, ci vediamo mercoledì prossimo, buona serata da Restart. Grazie a tutti voi.